Invece è scattato l'allarme sui sistemi di areazione, ma c'è anche una speranza, forse 2 farmaci. Andiamo da Giovanna Botteri. La ricerca, il vaccino, in questo momento la Cina nella fase 2 sta lavorando nei suoi laboratori per trovare una risposta al coronavirus. Ci sono 2 farmaci insieme che sembrano essere molto efficaci perché attaccano l'enzima motore del coronavirus. Queste invece sono le immagini di come funzionano i ristoranti oggi nella fase 2 in Cina. Vediamo tavoli separati, vediamo anche forme di divisione da un tavolo all'altro di plastica. Questo dopo che una ricerca dice che all'interno di un ristorante dove c'erano 73 persone, un solo asintomatico è riuscito a contagiarne 9 attraverso il sistema di areazione. E decisamente nella fase 1 invece l'America, che ha il più alto numero di contagi, il più alto numero di decessi, ma spera in qualche modo di aver superato il picco, di essere nella sua fase discendente, mentre i governatori chiedono prudenza prima di iniziare la riapertura. E preoccupano queste immagini che arrivano da Manaus, dal Brasile.